I gatti alluccano le frattaglie. Impazza il mercato. Che bellezza. Allora vuol dire che Di Marzio è completamente impazzito, fuori controllo. Dobbiamo parlare di queste cose e ne approfitto per riprendere un discorso che non mi era sfuggito, ma che non avevo avuto modo di parlarne. Ecco perché metto in copertina anche Bonucci. Cominciamo. Allora, io volevo ringraziare The Mr. Checco che si è iscritto al canale e invito tutti ad iscriversi al canale, magari qualcuno che si affaccia per la prima volta. Iscrivetevi al canale perché domani dovrebbe esserci una sorpresa. Quindi veramente state tuned, c'è una cosa bella che sta per accadere e voglio regalarvela, è molto importante per me. E grazie anche mille vedi, ecco, per la cena, per l'affetto, per tutta la vostra carissima ti mando questo supporto con un disposizione. altro nome perché mi sembra opportuno, visto anche il tuo video, lanciare un messaggio. Magari resta un paio di giorni in sovraimpressione. Voglio ringraziare Alberto e tutti quelli. Sembra che siamo ritornati al tempo di quando gli amici Bellini sostenevano proprio fisicamente, diciamo, in maniera effettiva il canale. Grazie a tutti per la questione di YouTube che ho spiegato. Andiamo però avanti con fiducia. Voi lasciate sempre un like perché si parla di mercato e questi sono i video che piacciono, che si fanno delle ipotesi. Allora spostiamoci un attimo, io li ho messi tutti e due in copertina perché si parla di gatti, aiuto, però per Bonucci c'è un'altra cosa. È uscita un'intervista, penso il podcast della Gazzetta, una cosa del genere. Ascoltiamo insieme. Quest'estate ci siamo un po' parlati, anche perché io ero interessato a quello che era la sua nuova idea, e lui comunque si è confrontato spesso con me e mi ha chiesto quali erano anche le mie intenzioni. Io pensavo saresti diventato un suo uomo staff, ti dico sinceramente. Sì, c'è stata questa possibilità, ma io non ero pronto. L'ho ringraziato e gli ho detto che comunque non sarei stato produttivo perché avevo bisogno di staccare. Meno male. Questo è Bonucci che dice che si era sentito con Conte e Conte gli aveva proposto anche un posto in società come collaboratore dello staff, delle cose. Allora, cerchiamo di chiarirci, no? Perché quanto è bello Oriali e sono comunque figure. Lo stesso Conte è una figura che spacca, o almeno spaccava prima, adesso spacca in un altro senso. E dobbiamo mettere in chiaro una cosa. A me Conte, quando era allenatore dell'Italia, mi esaltò tantissimo, mi gasava. Ed era un periodo in cui seguivo poco l'Italia, ma con l'arrivo di Conte mi era venuta voglia di seguire l'Italia perché ti coinvolge e ti fa sentire un po' più forte di quello che sei. L'Italia di Conte era un'Italia scarsissima, che comunque andava oltre veramente i propri limiti. Quindi il punto non è no, quella è Juventina, quindi non lo vogliamo. Noi dobbiamo scavallare questa situazione qua e renderci conto che dobbiamo fare il bene della nostra squadra. Se domani capita l'occasione Koop Meiners, per esempio, e tu dici Koop Meiners, vabbè, non avrebbe convinto al 100% Giuntoli, non si sa se il nuovo allenatore, se ci sarà un nuovo allenatore, è convinto di Koop Meiners. A parte, secondo me ci punteranno perché l'hanno pagato troppo. In uscita Koop Meiners, idea Koop Meiners, in Napoli ci pensa. Io firmo subito perché mi piace il giocatore e al di là delle situazioni di quest'anno dove è sembrato un giocatore scarso, lì sono occasioni che, ma non perché poi lui è stato alla Juve, io devo dire non mi piace più. Idem per quando si parla di Vlahovic, e ovviamente questo coinvolgerebbe il discorso Osimhen. Il problema non è che Gatti è juventino, ma c'è un limite a tutto. Quando parliamo di giocatori che poi vanno in campo, devono essere giocatori adatti, forti, adatti al gioco che vuoi fare e che ti devono portare il surplus, ok? Per quanto riguarda poi la dirigenza, lo staff, lì entrano in gioco una serie di altri fattori. Quindi lì avrei avuto grosse difficoltà a sposare
un progetto con Bonucci, perché Bonucci rappresenta tutta una serie di cose, di atteggiamenti anche, no? Quella cosa brutta di atteggiamenti insopportabili, e quindi era insopportabile quando era la Juve, era insopportabile quando è andato al Milan, e quindi un Bonucci in società, voi mi potete dire nei commenti, io avrei fatto veramente fatica ad accettarlo, e solo l'idea mi rende non lo so, è difficile, è molto difficile, perché c'è un limite oltre il quale non si può andare. Per quanto riguarda Gatti, ricordatevi, quelli che hanno i nuovi non se lo possono ricordare, ma quando arrivò Rafa Marin, io nelle varie identikit dissi mi sembra un Gatti un po' più acerbo fisicamente, anche il modo in cui gioca. Il problema di Gatti è un altro. Gatti è un difensore tosto, forse ruvido è l'aggettivo più giusto, molto scorretto, che rappresenta proprio un atteggiamento che i giocatori del Napoli non hanno mai avuto e probabilmente non avranno mai. Io non lo so come funziona, non mi rendo conto. Noi prendiamo giocatori, ecco qua, sono arrivati criminaloni, Kim, Olivera, arrivano qua tutti bravi ragazzi che si mettono paura di dire una parola in più o chiedono scusa quando fanno un intervento. È una cosa inspiegabile. Gatti no, Gatti è il male. Gatti rappresenta poi un difensore che, se continua a fare lo stesso tipo di gioco che fa e che ha fatto alla Juventus, a Napoli non dura 3 partite, viene ammonito ad ogni partita, verrebbe espulso ogni 3 partite. Attenzione Manna, attenzione, ti devi rendere conto nella realtà in cui ti stai. Non è possibile che le uniche idee possano venire da là, e noi accettiamo tutto. Se si fanno delle operazioni per migliorare il Napoli, ben vengano, e non ha importanza da dove venga, però ragioniamo sui profili, ragioniamo sul fatto si va a migliorare. È un giocatore che, è chiaro, ha più esperienza rispetto a un Rafa Marin. Beh, io ho letto anche dei commenti, dice non so come prenderla, preferisco il rinnovo a vita di Juan Jesus, pensa un po', e non mi accodo a questi. Ho lasciato il like perché mi è piaciuta come frase, ma non mi accodo a questi. Tu devi andare avanti, devi migliorare assolutamente. Grazie, ma già abbiamo preferisco Rafa Marin. Ecco, bisogna riflettere su questa roba qua. Potrebbe essere semplicemente una dimarziata, la stanno chiamando tutti quanti una dimarziata, nel senso che ogni tanto Di Marzio para un pochino nel mucchio, si muovono un po' di click, un po' di movimenti social. Poi noi sappiamo anche che certi giornalisti vengono poi chiamati in causa dalle società stesse, dai procuratori. Metti in mezzo questa voce, vediamo come si reagisce, e in questo momento poi il tifoso può dire la sua. Può essere che le società fanno 2 calcoli. La questione Gatti, anche la Juventus è in un momento di grande confusione, non si sa da dove devono ripartire. Noi stessi abbiamo tante pedine da dover prendere per sistemare la squadra l'anno prossimo, quindi potrebbe essere anche il nulla assoluto. Però sul nulla, visto che è un profilo che fa discutere, noi secondo me dobbiamo essere chiari e dire la nostra al riguardo. Quindi Gatti proprio no, Gatti assolutamente no. Esisteranno altri profili, devi decidere se vuoi monetizzare Rachmani o se vuoi andare con Rachmani fino alla fine una vita naturale durante, ma è un difensore centrale di piede destro che o devi mettere dietro Rachmani o devi mettere davanti a Rachmani, perché su Buongiorno non si discute, e gli devi dare un'alternativa mancina, che sperando che non sia Juan Jesus, perché poi lo mettiamo in campo e dobbiamo sperare che abbia un grande impatto come ha avuto quest'anno, ma un anno in più, e attenzione. Quindi mi esprimo con molta perplessità sulla possibilità di Gatti al Napoli, ribadendo che c'è un limite a tutto. La maglia deve rimanere azzurra, possiamo utilizzare il blu navy, quello molto scuro ma sempre blu sia, E la maglia rappresenta anche uno stile di vita, uno stile, un atteggiamento, un modo di fare che deve essere comunque corretto, e che bisogna pensare a giocare a pallone, non
dare gomitate agli avversari, dare pugni agli avversari, quello non ci riguarda proprio, e non ci conviene fare un tentativo di cambio di DNA perché non funziona, potrebbe non funzionare, e lo stiamo anche vedendo che alle volte non funziona. Il Napoli deve giocare a calcio per creare situazioni, non puoi essere quello sparagnino che si appoggia all'avversario e poi cerca di sfruttare. In qualche modo non funziona, con noi non funziona. Ma non è tutto, perché stanno girando parecchi nomi in una mattinata sola. Ovviamente c'è la sosta, quindi è la sosta di mercato dove si fanno i nomi. Gerardo Fasano, Ruleta Sport, prendetelo con tutte le pinzette che volete. Nella giornata di ieri, martedì 18 marzo, ci sarebbe stato un contatto esplorativo tra Giovanni Manna e Tony D'Amico. Anche il Napoli sarebbe interessato a Ederson. Si ricollega al fatto dell'applauso, perché? Perché sappiamo che la questione Anghissà è bella che è sospesa, si parla sempre di attuare quel rinnovo automatico, l'opzione a favore del Napoli, con Anghissà che sarebbe stato chiaro, ha detto io devo cambiare aria, voglio cambiare aria, eccetera eccetera. Puoi accettare questa cosa, però ci devi fare non arrivare come hai fatto con Zielinski, perché sarebbe un altro delitto, perché lo devi sostituire bene. Ecco qua, ovviamente c'è sempre il pericolo, i giocatori che escono dall'Atalanta poi dopo non rendono da un'altra parte. Ederson aveva dimostrato grandissime cose anche alla Salernitana, nell'Atalanta è cresciuto tantissimo, profilo che piace, però se poi te lo fanno pagare quanto hanno fatto pagare alla Juve Cop Miners, non credo che possiamo affrontare questo tipo di spese. Ovviamente auguri a tutti i papà e al mio babbo specialmente, perché si chiama anche Giuseppe, quindi auguri a tutti Giuseppe, andiamo avanti. Napoli e Inter, occhi su Lucca, no Lookman, Lucca, caratteristiche da affiancare a Lukaku, questa sarebbe un'operazione molto intelligente secondo me, che quello è un profilo di attaccante giovane che sta per esplodere, che comunque ha raggiunto la doppia cifra, che ha delle caratteristiche ben definite, travanti forte fisicamente, che lotta su tutti i palloni, che ha anche acrobazia e la personalità di prendersi a me non piacque quel gesto, perché poi devi dare la priorità alla squadra e non alle tue cose personali, ma prendersi il pallone, tirare quel rigore, il pallone dal capitano e tirare il rigore anche in quel modo, insomma il profilo tecnicamente qua piace, perché è giovane, lo puoi affiancare a Lukaku, cresce, conosce il tempo di conoscere l'ambiente, e poi quando dai il saluto a Lukaku puoi mettere lui sperando che ti esplode subito, oppure gli affianchi un altro giocatore di grande livello. Ovviamente questo ci riporta al discorso di Osimhen che dobbiamo affrontare. Come vedete, Gatti, il Napoli vuole fare un investimento importante con un giocatore pronto dopo Marianucci. Su Marianucci noi abbiamo già saputo, perché poi ha parlato anche Giuffri, e quindi su quello siamo sicuri. Ecco, dobbiamo capire, perché Gatti più Marianucci sembra che stai sostituendo Rachmani, e poi devi prendere un Solet magari, ecco là, mica male se vuoi affiancare un Solet, perché parliamo di Mancino a Buongiorno. Poi devi fare anche un altro discorso, Conte che decide di fare, se è Conte che decide di fare l'anno prossimo, si punta sempre su una difesa a 4 o si passa a una difesa a 3? Questo cambierebbe completamente i piani, perché ti servono molti altri giocatori, non ne puoi avere solamente 4. E quindi questo è un discorso da affrontare in sede anche di societaria, con l'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi teniamo presente questa cosa qui. Poi, buttato lì così, torna in auge Frattesi. Sappiamo che Frattesi non è contentissimo di essere l'ultima ruota del carro del salutatrice Mertens. Guido Gentile. È vero, Mertens, ma così perché un po' di privacy, se poi mi dice delle cose che voi non potete sapere. Mertens sta per diventare cittadino onorario. Un bacio a Driss. E Moretto rimbalza anche lui il nome di Lucca senza parlare. Però vedi, piace anche alle altre squadre, tra cui il Milan, vedi? Quindi uno dice l'Inter, l'altro dice il Milan, e insomma il Napoli qua. Se poi va nella concorrenza di altre squadre grosse, vediamo se riusciranno. E Schira poi invece fa proprio strike, dice 7-8 acquisti, un portiere, perché dobbiamo capire la situazione di Meret. Avevo letto, no? Il Napoli vorrebbe confermare Meret per altri un paio d'anni e poi affiancare un portiere giovane che possa la stessa cosa che stavi facendo con Caprile, e poi hai fatto saltare tutto perché Caprile va al Cagliari e probabilmente lo riscatteranno. Quindi
si ripete questo progetto. Un terzino, ma quale terzino? Stiamo parlando di un terzino sinistro perché Spinazzola poi diventa un po' anziano, Olivera è bloccato, è blindato, o un terzino destro perché Mazzocchi comunque non giocherebbe mai se non in grande emergenza da affiancare a Di Lorenzo, non si sa, 2 difensori centrali e ne stiamo parlando, un centrocampista, ma mi sembra pochino, mi sembra molto poco. Devi affiancare, sicuramente devi trovare un vice McTominay, stiamo parlando sempre di questo centrocampo a 3. Lobotka-Gilmour, se Lobotka resta va bene, Gilmour lo puoi utilizzare anche da mezzala, lo abbiamo visto. Poi devi sostituire però, chissà, con uno che sia titolare veramente, e il suo sostituto. 1 o 2 esterni al posto di Kvar. Segrova, i soliti nomi che si possono fare, se ne faranno tantissimi finché non si arriverà al nome reale, e un sostituto di Lukaku. Fiorentina e Cagliari sembrano orientate a tenere Folorunscio e Caprile. Zerbin, se il Venezia si scatta l'obbligo, altrimenti rientra a Napoli, nata voto Zerbin. Questione liste. E poi bomba su Osimhen, vedi, anzi Flick apprezza molto Osimhen, fiuto del gol, dinamismo, il Barcellona spera di ottenere uno sconto, sì, perché stanno eguaiati, devono sempre avere gli sconti, poi si comprano i giocatori, non li possono mettere in rosa, devono liberare altre cose di ingaggio, eccetera, c'è un sacco di problemi finanziari pazzeschi e quindi volete lo sconto da noi. La questione di Osimhen è molto semplice, noi abbiamo saputo che la clausola dei 75 vale per l'estero, quindi se qualcuno li mette se lo prende, se invece poi vogliono trattare può valere l'estero, perché puoi sederti a trattare sia per l'estero sia per quanto riguarda l'Italia, perché non è detto, io non lo so quanto Osimhen voglia tornare in Italia, non lo so se lui adesso ha grandi prospettive di nuovo di tornare in Premier come era suo desiderio, ma occhio perché è fondamentale la cessione di Osimhen e non dobbiamo fare quelli che no, mi dai tutto o niente, cioè se te ne danno 60, 50, 40, forse pure 35, secondo me li devi accettare e devi cominciare a fare, perché tanto ne hai spesi 150, così 75 sono già entrati con Kvara, altri 70, stai 0-0, non hai fatto niente quest'anno, non hai speso niente assolutamente, quindi poi si trasla tutto nella stagione che verrà e quindi il Napoli può spendere e dovrà spendere, perché come vedete le operazioni sono tante, e se non è Højlund, Luca Højlund, per me pure Vlahovic, io lo sto ripetendo da un po' di tempo, non è possibile che quel giocatore là sia così scarso. Le situazioni di Milan e Juventus sono situazioni illogiche dove ci sono giocatori veramente fortissimi che non rendono, il che ci ricorda che tutto deve partire da una base solida della società, deve partire da un allenatore credibile che viene protetto dalla società, e ci ricorda anche che alle volte cambiare l'allenatore ti può risolvere delle cose, vedi Vieira che è andato molto bene con il Genoa, ma alle volte non serve a niente. Vedi, cambi Fonseca con Conceição, non cambia nulla. Oppure mantieni Motta saldo al comando, ma se non si è preso col gruppo squadra non cambia nulla, e delle volte invece bisogna cambiare. Realtà, cioè proprio verità calcistiche non esistono, e quindi bisogna avere gente esperta quando si prendono delle decisioni per non rovinare il ben fatto. In altre notizie abbiamo saputo anche che è fatta per il centro sportivo, quindi ho letto proprio un articolo che dice De Laurentiis l'ha detto e lo ha fatto, lo aveva detto, lo ha detto almeno 60 volte e lo ha fatto, non l'ha fatto ancora, ci fanno sapere che sta ancora in America, che però si è trovato l'accordo, eccetera, eccetera. Aspettiamo sempre la prima pietra, altrimenti parliamo di 12 campi virtuali. A lui era molto, molto legato all'idea dello stadio virtuale. 12 campi virtuali, lo ha fatto. L'articolo è che lo ha fatto, 2025 lo ha fatto, quindi il Napoli si allena già la foresteria è già in atto, quindi aspettiamo. Direi di aspettare, perché non si commenta la notizia, si commenta un articolo che in questo momento a livello proprio di italiano dice il falso. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, non dimenticate di iscrivervi anche al canale Telegram, perché poi vi escono le notifiche che vi terranno aggiornati su il video domani, sono molto, però attenzione, potrebbero essere anche cose sull'Italia, magari una live, state tuned perché non molliamo, noi non molliamo.